Sì, 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 ci portiamo i 3 punti a casa. Una partita difficilissima, una partita sofferta. Nessuno ci dava per vinti, no, ci dava per vincitori. Incredibile, incredibile. Ah, il Frosinone. No, no, a Papi, niente, niente, no, a Papi. Ah, era col Frosinone, no. Scusate. Quello è martedì, martedì prossimo, no, mercoledì, martedì. No, mi sono confuso. Oggi abbiamo vinto con... Ah, col Frosinone. Ah, oggi col Frosinone. Era la partita col Frosinone. No, col Frosinone. Ma no, il Frosinone no. Salve a tutti, buonasera. Hola amigos, tutto bene? No, col Frosinone no, no, dai. No, col Frosinone no, ma dai, col Frosinone. Mi dispiace per il Frosinone, mi dispiace. Ma sono simpatici, capito? Ma sto chiagnando veramente, ma chi... Salve a tutti, grandissima vittoria dopo questa stronzata commovente che ho pianto, giuro per davvero. Però cazzo, il Frosinone, raga, mi dispiace il Frosinone. Napoli che vince 4-0 contro il Frosinone. Pensavo che era quella di, capito? Quella che contava di più. Quella la settimana prossima. Vabbè, comunque mi dispiace per gli amici sociali, E Napoli porta a casa questa partita. Vabbè, non mi devo rifare tutto il copione perché pensavo che era no, giustamente quella di Champions la settimana prossima. Scusate, ragazzi. Napoli che batte il Frosinone 4-0 al San Paolo. Esordio di in questo campionato di Ghoulam, grandissima prestazione del nostro terzino sinistro, 2 assist, 4 gol del nostro Napoli, 2 assist appunto di Ghoulam, doppietta di Milik, Ounas e il compagno Zelinski che apre la partita. E beh, che dire, della partita era una partita che comunque si sapeva già, no? Mi dispiace appunto, ripeto, per gli amici ciociari del Frosinone, ma perché mi sono simpatico. Frosinone poi è una città simpatica. Io sono napoletano doc, ma ho la cittadinanza onoraria romana, perché Roma la reputo seconda città, comunque come capitale, come capoluogo d'Italia, perché ci sono stato tante volte là, centinaia e centinaia, quindi Roma è regione, ma mi spiace, però ragazzi, la legge del più forte, e Napoli è stato molto più forte, molto superiore al Frosinone, che ha lottato, ha fatto qualcosina, ma senza mai dar filo da torcere a Meret. Debutto assoluto anche di Meret nel Napoli in questa Serie A, in questo campionato di quest'anno. E niente ragazzi, prestazione di Meret non si può giudicare presto, anche perché comunque abbiamo affrontato una squadra di tutto rispetto, ma molto più debole del Napoli, e quindi non si può ancora giudicare il portiere, che non è stato seriamente impegnato. Ghoulam, come dicevo, ha fatto una grande prestazione, ha giocato tutti e 90 minuti. Ma chi se l'aspettava che Ghoulam giocava 90 minuti stasera? Grande mister, grande Ancelotti, che già sapeva che era pronto, l'ha buttato dentro. E grande prestazione del nostro terzino, 2 assist come dicevo, e Milik che ritrova il gol facile, direi, perché una doppietta ha sfiorato il terzo gol,
Zelinski che apre la partita e Ounas che fa un grandissimo gol, un siluro da fuori area, quasi all'incrocio, a mezza altezza, ma ben laterale, dove Sportillo non ci può arrivare. E che dire, anche del debutto assoluto il Napoli nella Serie A nel campionato italiano di Ounas. 3 acquisti, io direi 3 acquisti importantissimi, 3 acquisti di spessore, 3 acquisti che il Napoli aveva bisogno, ma in realtà, vabbè, come portiere Ospina e Cannezzi stavamo a posto, però comunque il portiere del futuro, almeno il portiere italiano, giovanissimo, del futuro, Meret, quindi è un grande acquisto, debutto oggi appunto nel campionato. Gulan che torna dopo l'infortunio, lunghissimo infortunio, è tornato penso Emile Arrora, tornato il Gulam che conoscevamo tutti l'anno scorso, grandissimo Gulam, con 2 assist oggi, e Ounas che ha fatto vedere qualcosina, ha partecipato anche a belle azioni pericolose, e niente, sono contento, sono felice, mi fa piacere, dai, perché comunque avevamo bisogno di un rinforzo, perché per me, io non è che sono contro Mario Rui, però ragazzi, Mario Rui anche non è solo per una cosa per l'altezza, perché non offendiamo i falsi alti, perché comunque io però fisicamente ha delle carenze, ma anche difensive, anche se è reduce da una grande prestazione, quella della scorsa contro l'Atalanta. Però comunque mi fa piacere che è tornato il Gulam che avevamo, grande Gulam. Mi fa piacere che Meret il suo debutto senza subire gol, e mi fa piacere anche Gulam, stava quasi per segnando, mi fa piacere anche Ounas. Ounas che debutta nel campionato italiano, inizierà man mano a conoscere un po' come si gioca qua, la tattica è ben diverso da altri campionati europei. E niente ragazzi, adesso aspettiamo, abbiamo vinto contro il Frosinone. Aspettiamo la partita di Champions League contro il Liverpool e speriamo che ci esce almeno un pareggio. Pareggio va bene per noi, tranne il 0-0. Non mi sembra che il 0-0, comunque cerchiamo di segnare, ma lasciamo la partita di Champions. Ora godiamoci questa vittoria importantissima che ci porta di nuovo a -8 dalla Juve e a +6 dall'Inter che ha perso ieri a Torino. Ragazzi, che dire, un abbraccio forte, sempre forza Napoli da me e da Fiocco. Da un bacio a Papi. Papi non stava piangendo, stava facendo finta, si era confuso, capito? Si era commosso un po'. Frosinone. Forza Napoli, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Alla prossima, ciao.